delle agenzie delle entrate, in tutti gli uffici del Veneto, in tutte le città del Veneto, contemporaneamente, una diffida a praticare un'oppressione fiscale che non trova paragoni nel mondo occidentale. Bravo! Da oggi non ci sarà più giustificazione per il braccio armato di uno Stato fallito che ha l'unico scopo di terrorizzare i propri cittadini al fine di derubarli. Non ci sarà più una giustificazione per chi opera all'interno di queste strutture, non potranno più dire non lo sapevamo, non potranno più dire eseguivamo ordini. Anche i gerarchi nazisti furono chiamati a pagare il fio delle proprie colpe dopo la guerra, anche nella Repubblica Veneta, dopo la piena indipendenza, chi si sarà macchiato di colpe e di reati contro l'umanità sarà chiamato a pagare per ciò che ha fatto e non varrà come giustificazione il fatto che abbia eseguito ordini da parte di un regime, il più brutale tra i regimi del mondo occidentale, lo Stato fallito italiano. Noi oggi simbolicamente con questa decisione, che è una decisione che ha carattere giuridico secondo il diritto veneto, ricordatevi, con questa decisione vi caricheremo di responsabilità. Voi siete esseri umani, prima di tutto, siete persone, siete donne, siete uomini, e quando tramite la vostra opera, il vostro operato, famiglie, imprese, persone vengono ridotti sul lastrico, non possono più riscaldarsi, non possono più mangiare, non possono più far studiare i propri figli, non possono più condurre una vita serena come pure sarebbe in frutto, in virtù del lavoro che hanno fatto. Dovete sapere, care persone, care donne, cari uomini, che state eseguendo ordini da parte di un regime antidemocratico, che la vostra responsabilità resterà scolpita nella storia. Bravo! Dovete sapere, cari signori, che oggi agite in difetto totale e assoluto di giurisdizione. Dovete sapere che state operando solo grazie all'appoggio dell'uso della forza, ma che il diritto non sta più dalla vostra parte, che il buonsenso non sta più dalla vostra parte, che la logica non sta più dalla vostra parte e che la volontà sovrana del popolo veneto vi diffide dal continuare a porre in essere azioni che sono contro i diritti umani. Nessuno può dire da oggi che non sapeva, nessuno può più dire da oggi che eseguiva gli ordini di gerarchi nazisti, comunisti, fascisti e parassiti, falliti, incapaci, furfanti. Lo Stato italiano è un mostro al quale bisogna porre fine, è un mostro che sta causando dolore, sta causando morte. Il numero
dei veneti, degli imprenditori veneti, dei lavoratori veneti, dei disoccupati veneti, che ha posto in essere azioni che sono drammatiche e che non possono essere imputate alla loro responsabilità, ma alla responsabilità di criminali. Banditi! Non possono più essere sopportate, non possono più trovare luogo in questa terra massacrata dall'azione di uno Stato sovrano, uno Stato non più sovrano e criminale, uno Stato fallito, che ha un debito pubblico che non trova più sfogo nel patrimonio del proprio popolo, non trova più copertura nell'attività economica dei propri cittadini e che deve trovare come propria unica via d'uscita la condanna politica di chi lo ha posto in essere. Noi veneti che dal 16 al 21 marzo in modo plebiscitario abbiamo votato per l'indipendenza della Repubblica Veneta, oggi figli di questo popolo siamo qui a dire fine, a porre fine a una strage, alla strage dei cittadini per bene, dei lavoratori per bene, delle famiglie per bene, che non devono più essere criminalizzate da uno Stato ladro e fallito.